Allora, un po' prendendo quanto diceva il direttore della Confartigianato, assessore, e poi ovviamente Presidente Cazzaro, professore, allacciatevi anche voi. Non è che è tutto un sistema che andrebbe rivisto per rilanciare questo settore dell'economia, cioè ci sono tante competenze che poi diventano frazionate, tantissimi comuni. Abbiamo degli esempi eclatanti, io stavo parlando un po' fuori onda, ma l'abbiamo affrontato proprio in studio. Un centro commerciale che viene costruito, allora si propone che vengano interpellati i sindaci, che verranno dei comuni che possono essere coinvolti da questo nuovo progetto per partecipare, ma in realtà di comuni ne abbiamo un particolato incredibile, e questo per fare un esempio. Non servirebbe forse rivedere a monte un po' tutto in modo da avere, io quando ripeto, una regia, un modo di lavorare organizzato, secondo me, in questo restyling, chiamiamolo così, che stiamo facendo del territorio? Sicuramente, se vogliamo dare una visione complessiva del territorio della nostra regione, quindi veramente andare nella direzione del contenimento complessivo del consumo del suolo e di un nuovo approccio nei confronti del suolo, che deve essere individuato come un valore, come un patrimonio per noi e per le generazioni future, non si può non avere una regia regionale. Questo è il ruolo della Regione. Noi infatti con la legge sul contenimento del consumo del suolo abbiamo interpellato i nostri 575 comuni. Quindi vi siete messi a un tavolo? Assolutamente. Questa è una legge che come premessa chiede a tutti i comuni di fornire quelli che sono i dati delle loro pianificazioni locali. Abbiamo visto che ci sono circa 21.000 ettari di suolo attualmente libero, ancora consumabili nei piani regolatori vecchi, ovvero dove si potrebbe costruire? Dove si potrebbe consumare, consumabili ancora oggi. Pertanto già oggi e non bloccabile, la Regione Veneto oggi è la seconda regione Italia per consumo del suolo, e seconda solo la Lombardia, e nei piani, nelle programmatori dei comuni abbiamo quota di consumo territoriale consumabile, di suolo consumabile, per circa 21.000 ettari, quindi immaginate una quantità enorme. La Regione Veneto cosa ha fatto? Con questa legge ha detto fermi tutti, stop, questo suolo viene consumato sulla base delle direttive della regia regionale, delle direttive che vi dà la Regione. Quindi abbiamo operato fin da subito, perlomeno la Giunta fa questa proposta, in base a quello che prevede la legge, la Giunta deve proporre la quantità di suolo consumabili da distribuire a ciascun comune, che sono stati individuati e aggruppati sulla base di ambiti omogenei che riguardano le classi altimetriche, idrografiche, le caratteristiche peculiari dei territori. Si sono tenuti conto di tutta una serie di fattori previsti dalla legge, e abbiamo fatto un taglio subito del 40% di questa quota consumabile, e il rimanente è stato assegnato ai vari comuni sulla base di criteri previsti dalla legge. E l'obiettivo qual è? È quello di andare ad una riduzione progressiva che ci porti al consumo zero il prima possibile. L'obiettivo massimo è quello del 2050, ma noi vogliamo arrivare molto prima al consumo zero, operando appunto dei tagli rispetto alle grandissime potenzialità di suolo consumabile che oggi, diciamo, sono anacronistiche, sono anche fuori dal tempo, perché riguardano un modello di sviluppo che abbiamo visto nel passato e che oggi non solo non è più attuabile da un punto di vista economico, ma è anche, va anche in contrasto con quelle che sono le esigenze di qualità della vita e di qualità del territorio che hanno oggi i cittadini veneti. Poi di sicurezza anche del territorio. Poi parliamo poi della sicurezza idrogeologica, che è un fattore determinante non solo per la vita delle aziende, ma per la vita proprio di tutti i cittadini. E dopo se no servono veramente tanti soldi. Siete d'accordo di questo? Prima di passare la parola... Allora, capiamo bene. Il passaggio essenziale della legge, che io concettualmente condivido, okay, è che il suolo è un bene comune. Okay? Questa riga dà il senso di tutta la logica. Il problema è che quando si cambia strada c'è sempre qualcuno che sbatte su qualche platano quando fai la curva dove prima era dritta, giusto? Per cui, per esempio, c'è qualcuno che è 10 anni che paga l'IMU su un'area edificabile, adesso torna a coltivare patate, non è contentissimo della cosa. Tanto è vero che magari se hai un'area che dal punto di vista urbanistico è edificabile, in pratica non è più edificabile, l'Agenzia delle Entrate non è contentissima se tu eviti di pagare l'IMU, però su queste cose diciamo che ci vorrebbe un po' di attenzione
nel senso che il passaggio è sempre doloroso, l'importante è non farlo pagare sempre agli stessi, non so se rendo l'idea, perché non parlo di costruttori, c'è anche Azioni Veneto Banca, nel senso che invece di avere le Azioni Veneto Banca un pezzo di terra in fianco a casa, è 10 anni che ci paga l'IMU sopra e adesso si trova che abbiamo scherzato, non so se rendo l'idea. Sì. E questa non vuole essere polemica, è un segnale, perché purtroppo il tema è questo, la nostra economia e il nostro sistema sociale si sta muovendo a una velocità pazzesca, d'accordo? E la cosa che riscontriamo è che c'è una ripresa, ma non è vero, a me piace dire che è una macchia di leopardo, cioè abbiamo delle zone che si stanno muovendo, anche in maniera seria, delle altre meno, ma non parlo di Italia, parlo di Veneto. Infatti volevo chiedere, okay? Parlo di sì, perché il dato, abbiamo anche i dati, ok. Poi dentro ogni macchia c'è un altro leopardo, perché se facciamo l'esempio di Padova, di Treviso, di Vicenza, ci sono delle zone o di tipi di modelli di costruzione che vanno, poco più in là sulla stessa città non è più stesso vero, perché non è uguale il posto, non è uguale l'affaccio, la rumorosità della zona, l'esposizione, l'accessibilità, per cui non è vero che Padova sta tirando, Treviso non sta tirando o viceversa, cioè, qua sta il fatto che serve una grande attenzione e sensibilità su quello che uno fa. Il passaggio fondamentale che diceva prima, che non è più possibile costruire e poi qualcuno comprerà, no, assolutamente no. Diciamo che l'evoluzione del sistema costruttivo, grazie anche alle tecnologie, parlo di filmati, di rendering, di simulazioni, ti permette di mostrare il prodotto a livello quasi reale e tu me lo compri o lo prenoti prima. Perché oggi come oggi, con le marginalità, con le filiere corte che parlavamo prima, eccetera, abbiamo numeri piccoli, per cui se tu fai 10 unità e 2 non le vendi, è opportuno che cambi lavoro subito, non so se rendo l'idea. Bon. E questo è un tema. Dal punto di vista pratico, io mi sentirei di spezzare una lancia e voglio dare un quadro. Il settore costruttivo immobiliare negli ultimi anni, essendo stato terra di speculazione, è stato in mano molto a non addetti ai lavori, capiamoci, ok? Speculazione di lobby, tra l'altro. Perfetto, per cui su questa cosa, permettetemi, su questa cosa mi agito sempre, perché non vorrei confondere i costruttori, che sono quelli che magari hanno costruito, con chi ha fatto l'operazione e ha dato i segnali su come farla, non so, ok? Per quel che riguarda me e i miei figli che sono in azienda da 10 anni, dico sempre, attenti ragazzi, non fate mai cose che potreste vergognarvi di aver fatto. Okay? Ma questa è una nostra filosofia, ma è una filosofia che su chi è innamorato del mattone c'è, non è solo mia, è diffusa su chi è professionale. Parliamo di etica però a questo punto. Certo, ma allora posso dirti, parliamo della nuova economia, del nuovo welfare sistema, perché la sostenibilità non può essere solo ambientale, deve essere economica e deve essere sociale, ok? Lasciamo stare, questa è fuffa, vado sul concreto, d'accordo? Se io costruisco un immobile che deve avere una sostenibilità, come dire, ambientale, per cui lo costruisco con alcune attenzioni sul fatto della demolizione in fine ciclovita, sul fatto dell'inquinamento, di quanto consuma, di che impatto ha, benissimo. Deve avere una sostenibilità economica, se no chi è che lo fa? Però onestamente non può essere finita qua. Faccio un esempio, se io faccio come sono state fatte delle cose anche qui vicino, dove i costi di gestione sono bassissimi, la mia coppia di fidanzati pagherà il mutuo anziché pagare il riscaldamento, non so se rendo l'idea, cioè i livelli sono veramente questi, perché siamo in grado di dare delle scatole per abitare con consumi da 10-15 euro al mese, mediamente tutto compreso, mi segui? Di conseguenza su questo discorso qua vuol dire che, perché poi io non mi fermo perché non sto tirando fuori gli appartamenti da 1 milione di euro, lascia stare, facciamo il vero mercato che è fatto dai numeri importanti, di conseguenza la parabola si chiude quando andiamo a compendiare tutti gli aspetti ed è un nuovo tipo di economia, se vuoi, un nuovo tipo di impresa, per capirci. Ecco, però quello che sta dicendo lei, Presidente, che rientra poi in un'ottica generale del progetto della Regione, eccetera, implica, chiedo a lei, professore Severo, gli artigiani, io dico sempre un'etica, una morale, una persona deve essere integra, onesta, che ha anche una vision, una cultura, una capacità. Secondo le vostre ricerche, dati alla mano,
c'è questo contesto diffuso nel Veneto, in Italia? Perché noi vediamo ancora, io ogni tanto mi diverto a guardare cantieri che esistono, per fortuna ce ne sono ancora, poi però vedi che l'utilizzato per il livello di materiali, di tecniche costruttive, ti cascano veramente le braccia, per quanto io non sia un ingegnere, però è quello di prima, salvo rare eccezioni, e poi il privato ci deve mettere le mani comunque per renderlo migliore, cioè c'è stato un salto di qualità negli Allora, diciamo che operatori. dal punto di vista della tecnologia, dei materiali, delle soluzioni, ovviamente oggi abbiamo di fronte delle possibilità che un tempo non avevamo e possiamo arrivare appunto alle cose di cui abbiamo parlato. E bisognerebbe farli conoscere ai cittadini, perché una volta che il cittadino conosce poi pretende diciamo di avere. che fino a ieri, ma fino anche a oggi, insomma, fino a questo periodo, diciamo, crisi, post-crisi, noi comunque abbiamo sempre agito secondo un modello che guardava al breve periodo, no? Facevamo investimenti e comunque guardavamo sempre alla possibilità di recuperare in breve tempo quanto investito, eccetera. E oggi invece la crisi ci ha messo di fronte alla necessità di fare anche un cambiamento, come si dice in gergo, paradigmatico, no? Cioè un cambiamento epocale in questo senso. E il cambiamento è quello di pensare al lungo periodo. Il lungo periodo cosa vuol dire? Vuol dire appunto che non penso più alla costruzione da immobiliarista, non dovrei più pensare a costruisco per vendere, ma costruisco per gestire. Da costruttore dovrei pensare a dare tutte le soluzioni perché la gestione del bene sia una gestione economicamente sostenibile, non solo ambientalmente, no? Ma da cittadino dovrei domandarmi: conviene che io continui a pagare sempre queste bollette o converrebbe che pagassi meno di bollette e quei soldi lì magari li uso per fare altro, no? E in questa logica complessiva ciò che noi dobbiamo pensare è che il modello che abbiamo utilizzato fino ad oggi, come diceva anche prima anche l'assessore, non solo non funziona più, però sarebbe interessante per noi, e penso che la Regione Veneto, che si è dotata di una buona legge sul contenimento del consumo del suolo, possa essere una regione dove si inizi anche a pensare in futuro anche delle nuove norme, ad esempio, dal punto di vista delle modalità di costruzione stessa, cioè delle regole che governano la costruzione, no? Penso a come quando eravamo ragazzini e magari senza farci vedere copiavamo a scuola perché no, copiavamo da quello più bravo. Non è giusto farlo, però tutto sommato, no, se uno è bravo e sa una cosa, ecco, oggi questo tema del copiare, tra virgolette, da dove? Da chi? È, diciamo, lo chiamiamo come le buone pratiche, non le best practices, ecco. Chi è che è più bravo in questo senso? Ad esempio in Svezia oggi se presento un piano di costruzione, voglio costruirmi la casa, se voglio costruirmi la casa io presento il piano di costruzione e assieme sono obbligato a presentare il piano di demolizione, cioè devo costruire sapendo che un giorno quella cosa dovrà essere demolita e tutti i materiali che ho utilizzato dovranno essere recuperati. Dentro la parte di recupero c'è economia. No? Quando parliamo di demolizione noi dobbiamo pensare che dobbiamo iniziare ad aprire a un tema che è quello del recupero di materiali, ad esempio, e della valorizzazione dei materiali stessi. Se andiamo ancora più a valle di questo discorso, significa di pensare ad aree che abbiamo pensato un tempo edificabili oppure già edificate magari in parte, no? Ne abbiamo tante sulle quali abbiamo capannoni che per metà sono abbandonati, però l'area c'è. Ora, si potrebbe intervenire riqualificando, rimettendo a posto, eccetera. Finché il mercato immobiliare tirava in un certo modo era facile, oggi è meno facile, però oggi dobbiamo pensare che la facilità dell'intervento è data se ci si mette tutti assieme, se tutta la filiera si mette assieme, no? E se la convenienza non si guarda solo sul breve periodo ma sul lungo periodo. Questo fa sì che noi possiamo pensare delle modalità di intervento, no? Che possano costruire, tra l'altro, una diciamo, sostenibilità degli interventi complessiva, dove anche le amministrazioni comunali rivedano in qualche modo quell'approccio errato che hanno utilizzato, ma la legge glielo permetteva. Ma è di oggi la notizia che è stato, insomma, gli oneri di urbanizzazione torneranno a essere devoluti solamente per le opere di urbanizzazione, ma fino ad oggi gli oneri di urbanizzazione servivano per pagare anche gli stipendi dei vigili. Sì, come tutto. Allora, è chiaro che se le regole cambiano, il gioco cambia.
Ma è sempre un gioco, significa mettersi intorno a tavolo e decidere chi gioca, chi fa le proprie cose, ma sapendo che il finale di questo gioco, no, è semplicemente il benessere complessivo di tutti, di una regione che peraltro, vorrei ricordare, è seconda per consumo di suolo, ma è la prima regione per turismo in Italia. Quindi vuol dire che è una regione che vendiamo in Italia e nel mondo come una regione di grande qualità ambientale, di grande qualità culturale, eccetera. Ora, il nostro territorio, il nostro paesaggio non può essere da meno se presentiamo questo prodotto, però dobbiamo farlo tutti assieme. Tra i quali entra, perché visto che lei ha la competenza territorio, cultura, eccetera, quindi rientrerebbe un po' anche nelle competenze che sono state delegate all'assessorato regionale. Ma io le chiedo, inserendosi in questo contesto, i cittadini, c'è chi può obiettare, ma lo Stato dovrebbe fare la sua parte o la regione con delle agevolazioni, ecobonus, sisma bonus e quant'altro, hanno giocato un ruolo, potrebbero giocare un ruolo importante. Poi so che è stato destinato anche una cifra abbastanza importante per delle opere pubbliche da parte dello Stato. E periferie forse? Sì, esatto, 47 miliardi di euro per i prossimi 15 anni con il governo Gentiloni. Allora, diciamo innanzitutto che è una sfida da cogliere questa, perché rappresenta la sfida del futuro. La Regione l'ha individuata e direi già da tempo, perché... Quindi quanto dice il professore voi l'avete già... No, nel senso che già nella normativa vigente esiste questo filone che va nella direzione del miglioramento qualitativo e di un nuovo modello sia edificatorio sia di utilizzo del suolo. Già nella legge 11 questi concetti emergono, che è una legge del 2004, e sono stati ribaditi con il piano casa, che è uno strumento tra virgolette straordinario che serviva a ridare impulso al mercato edilizio in un momento di crisi che, come abbiamo sentito, sembra solo in questi anni vedere un'inversione di tendenza, ma lo faceva nella direzione appunto della riqualificazione del patrimonio edilizio, quindi del miglioramento energetico, di sicurezza e quant'altro. E questi concetti vengono ribaditi fortemente e ripresi con una nuova visione in questa legge sul consumo del suolo. Lei mi diceva quali incentivi. Bene, la legge ha due fasi principali. Una prima fase che dice quanto suolo puoi consumare e in quanto tempo lo puoi consumare, quindi l'assegnazione ad ogni comune delle quantità. Ed è, diciamo, forse la fase più tecnica che stiamo assolvendo e che in questi giorni la Giunta ha deliberato con proprio provvedimento che andrà all'attenzione della commissione competente, che è la seconda, nonché del Consiglio delle Autonomie Locali, perché deve essere condivisa anche con gli enti locali. Quindi è una cosa fresca in fieri ancora. È una cosa freschissima, parliamo del dicembre del 2017. Mentre la fase invece forse più interessante, più stimolante e che deve coinvolgere tutto il nostro tessuto imprenditoriale e anche creativo, professionale. Quindi questa parte artigiani... È quella di che tipo di politiche vogliamo fare, che tipo di strategie vogliamo lanciare per il futuro del nostro territorio, per valorizzare sempre di più questo binomio tra paesaggio, cultura, storia, turismo, qualità della vita, che sono le parole chiave che saranno quelle per avere una regione e un territorio vincente del futuro. E qui parliamo dei concetti della rigenerazione urbana, della riqualificazione di tutto il patrimonio edilizio e anche di che tipo di risorse mettere. La legge prevede già un concetto che è quello del fondo per le demolizioni e le rigenerazioni. Quindi quello che diceva un po' il professore, è possibile? Sì, è un dato in questa fase di risorse molto risicate del bilancio regionale, è un dato tra virgolette simbolico, però significa che la Regione si fa già prima parte protagonista del dire voglio compartecipare anch'io a questi processi virtuosi, e lo fa dicendo potranno un domani essere aiutati anche quei soggetti che vogliono operare, fare degli progetti, degli esempi di rigenerazione di un'area. Abbiamo visto per esempio che con le varianti verdi in questo momento, complice la crisi economica, molte persone hanno aree magari edificabili, commerciali, artigianali, residenziali e chiedono che ritornino a divenire aree non edificabili. Quindi, cos'è, spieghi un attimo, cos'è la variante verde? La variante verde è una facoltà che viene concessa
dalla regione ai comuni, i quali poi pubblicano la possibilità di fare queste varianti verdi, e il cittadino che oggi paga, come si diceva, l'IMU su un'area a vocazione commerciale o artigianale o quant'altro, può chiedere che venga restituita alla sua originaria destinazione agricola. E se ci pensiamo, oggi può convenire, soprattutto in alcune aree evocate da un punto di vista delle DOP e delle DOCG, può convenire avere un ettaro di prosecco che non un ettaro di area riqualificabili a livello commerciale o artigianale. Ecco, quindi pensiamo alle grandi potenzialità. La Regione dice vuole fare la sua parte, ha istituito un fondo che oggi ha una piccola dotazione, ma che si spera di poter incrementare anche grazie all'utilizzo di fondi strutturali, e su questo stiamo lavorando, e però questa deve essere una sinergia che parte con una grande alleanza con gli operatori del settore, con i soggetti interessati che fanno della loro attività questo tipo di azioni. Ecco, noi pensiamo che questo sia il futuro. Se arrivano dei grandi progetti di recupero di aree pubbliche, di aree urbane, ci accorgiamo che c'è un miglioramento incredibile di tutto il tessuto della città. Abbiamo alcuni esempi di riqualificazione e di rigenerazione urbana. Penso a Mestre, un quartiere che veniva chiamato Macalè, che è vicino al centro di Mestre, che era storicamente individuato come uno dei quartieri degradati della città. Oggi è divenuto un fiore all'occhiello della città grazie a investimenti importanti che sono stati pubblico-privato, fondi statali, fondi strutturali europei, investimenti di privati che hanno investito su questa area e che hanno generato una riqualificazione che ha fatto aumentare il valore delle proprietà, migliorare la qualità della vita, migliorare enormemente il livello di sicurezza, hanno fatto nascere anche tante piccole attività, dal barbiere al bar, all'artigiano, che prima non c'erano, e hanno generato un circuito virtuoso non solo per quell'area lì, ma anche per tutte le aree circostanti. So che è molto complesso, è molto difficile. Ora, noi come legislatore dobbiamo dare gli strumenti. No, infatti questo è importante che ci sia. E dobbiamo cercare di metterci anche un quid. Però sappiamo che non potrà mai essere solo con le risorse pubbliche realizzato un progetto. Ma infatti è importante, perché per l'italiano basta un po' l'incentivo. Le do subito la parola anche a lei, Giacomini, un attimo solo, abbiamo pochi secondi di pubblicità, che così dopo potete parlare tranquillamente, tra poco.